Tragedia questa mattina sul ponte Cadore, in uno schianto fatale, morto un 75enne di Montebelluna, ferito anche il nipote, coinvolti un camion e 3 auto, traffico paralizzato bellunese diviso a metà. A poche ore dal compagno è morta anche Manola Cucchi, 58enne infermiere di San Donà, erano rimasti coinvolti in un terribile schianto avvenuto ieri a San Polo di Piave. La procura apre un'indagine. Lutto a San Donà di Piave all'indomani della morte di Gabriele Bardini, il 27enne travolto a Rotterdam da un'auto pirata mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta. Ora la comunità chiede giustizia. Nuova notte di follia in via Palazzo a Mestre, dove a pochi passi dal comune si è registrata una rissa furibonda, al racconto dei residenti. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico sono circa 2000 i posti di supplenza da assegnare in provincia di Padova. Il provveditore assicura le nomine in settimana. Estate segnata dai casi di dengue per i viaggiatori di rientro da mete esotiche. L'esperta avvisa i turisti: ci si può vaccinare per evitare di portare il virus a casa. Immenso Francesco Bettella, nuotatore padovano, conquista la sua seconda medaglia alle Paralimpiadi di Parigi, argento nei 50 d'orso, bronzo per il trevigiano Paolo Tonon nell'arco a coppie. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano: un gravissimo incidente mortale questa mattina sulla statale 51 di Alemagna, ha coinvolto un camion e 3 auto, a perdere la vita un uomo di 75 anni di Montebelluna. Un'altra tragedia sulle strade ha scosso questa mattina la provincia di Belluno. Sono le 10:15 quando Vincenzo Martinazzo, classe 1948 di Montebelluna, sta scendendo la statale 51 di Alemagna in direzione della pianura. In uscita dalla curva terminale del Ponte Cadore alle porte di Perarolo, l'auto su cui l'uomo viaggiava assieme a un minore, per cause ancora da chiarire, invade la corsia opposta e impatta frontalmente contro un camion. Il botto è fortissimo e per il 75enne non c'è nulla da fare. Nell'impatto vengono coinvolti anche altri 2 veicoli che probabilmente si trovavano dietro all'auto dell'uomo. Tutte illese le persone a bordo, così come l'autista del camion, mentre il minore che si trovava sull'auto della vittima sarà elitrasportato all'ospedale di Belluno in condizioni non gravi. L'amministrazione di Pieve di Cadore si è stretta al dolore dei familiari. Mi preme portare le mie condoglianze ai familiari della persona che purtroppo ha trovato la morte sul Ponte Cadore. Non è nella prima, ma speriamo che sia l'ultima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, mentre il personale del SUEM con elicottero e ambulanza ha prestato le cure sanitarie. Sull'asfalto non c'erano segni di frenata, indizio che farebbe propendere per una distrazione oppure per un malore, ma saranno le perizie della polizia stradale effettuate questa mattina a fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto. Durante le operazioni la circolazione è stata completamente interdetta sull'Alemagna e nonostante gli sforzi di carabinieri e ANAS di indirizzare il traffico sulla viabilità secondaria, il traffico è rimasto paralizzato per ore, con code che hanno raggiunto anche i 5 km di estensione. Emblematica l'immagine del Ponte Cadore invaso dai tir, impossibilitati a percorrere le strade secondarie, in attesa fino al primo pomeriggio, quando il traffico ha potuto riprendere regolarmente. Vincenzo Martinazzo è l'ennesima vittima di quel tratto di strada maledetto, già teatro di incidenti mortali in passato. Per la sindaca di Pieve di Cadore è imperativo riflettere al più presto su una soluzione definitiva. Al netto delle dinamiche dell'incidente di oggi, il Ponte Cadore si è più volte rivelato essere pericoloso in più punti, soprattutto in quello vicino alla curva, che pure ha visto altri incidenti anche mortali, e sarebbe da considerare eventualmente che con ANAS in futuro una suddivisione delle corsie in modo impattante e anche piuttosto rigido. Si è spenta in mattinata Manola Cucchi, compagna di Massimo Bortolato, morti a seguito delle ferite riportate nel tragico schianto avvenuto a San Polo di Piave mentre erano in sella alla loro moto.
Non ce l'ha fatta Manola Cucchi, 58enne di San Donà di Piave. È morta a poche ore di distanza dal compagno Massimo Bortolato di Ponte di Piave, con cui era in moto al momento del tragico incidente avvenuto domenica pomeriggio a San Polo. Si è spenta a causa delle gravi ferite riportate nello schianto con una Ford Fiesta che ha fatto sbalzare i due compagni a 30 metri di distanza. Massimo Bortolato è spirato durante il trasporto d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello, dove era ricoverata anche Manola. L'indomani dell'incidente la notizia della sua morte. Operatrice sociosanitaria in una struttura del Veneziano, condivideva con Massimo la passione per le Harley Davidson, due quelle possedute da Massimo. Passione che condividevano sui social, dove si sono moltiplicati in pochissime ore i pensieri di cordoglio per la loro morte. Amici, compagni di viaggio e conoscenti, tutti increduli per una morte inaspettata. Solo poche ore prima del violento schianto, le parole postate da Massimo Bortolato: quanto è duro l'asfalto, soprattutto se lo baci 2 volte di seguito. Massimo, 56 anni compiuti lo scorso 17 agosto, lascia una comunità attonita. Molto conosciuta infatti la sua famiglia, che da sempre commerciava a Ponte di Piave alimentari nei mercati. Lui stesso era solito vendere, soprattutto nel periodo autunnale, castagne lungo la Postumia. Una storica famiglia di Ponte di Piave è proprio legata a quell'attività di ambulanti nell'ambito dell'alimentare e collaborava anche in quelle iniziative che la Proloco con l'amministrazione comunale metteva chiaramente in campo, e quindi davvero il cordoglio di tutta la comunità per questo gravissimo incidente stradale che lascia chiaramente una grave perdita in tutta la comunità pontepiavense. Va veramente la vicinanza anche ai familiari della compagna, e naturalmente in queste situazioni in cui è sempre difficile dover poi imbattersi nel superare un dolore così grande, e chiaramente come amministrazione nel caso di Ponte di Piave siamo rimasti a disposizione proprio per quello che si potrà fare proprio per sostenere la situazione. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Lo scontro avvenuto tra via Roma e l'incrocio con via Papa Luciani, scontata l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale plurimo. La procura disporrà una perizia cinematica. Importanti potranno essere le immagini delle telecamere della zona che il sindaco di San Polo, Nicola Fantuzzi, si è detto pronto a mettere a disposizione delle forze dell'ordine. Lutto a San Donà di Piave l'indomani della morte di Gabriele Barbini, 27enne, travolto a Rotterdam da un'auto pirata mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta. Un lutto terribile che ha colpito la famiglia Barbini e l'intera comunità di San Donà di Piave. Una comunità sconvolta all'indomani della morte di Gabriele Barbini, il 27enne travolto a Rotterdam da un'auto pirata mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta. Gabriele lavorava in città come cuoco e stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. L'automobilista che l'ha investito, un 22enne, è stato rintracciato poco dopo dalla polizia olandese e arrestato insieme al passeggero 27enne che era con lui. Guidava ad alta velocità e, secondo quanto riportato dai media olandesi, potrebbe anche essere stato sotto l'effetto di qualche sostanza. Quando sono stati fermati erano fuggiti a piedi dopo aver abbandonato l'auto lungo una strada secondaria. I genitori di Gabriele, Alessandro e Simona, sono partiti per l'Olanda non appena informati dalle forze dell'ordine della morte del figlio. Mi spiace tantissimo, una famiglia così brava, colpita da questo terribile lutto, è devastante, devastante. Il papà, sempre molto solare, me lo vedo correre in bicicletta per San Donà e suonare la chitarra perché ha questa passione innata per la musica. L'amministrazione tutta è vicina alla famiglia e lo è anche tutta la città di San Donà di Piave. Siamo a disposizione della famiglia per qualsiasi cosa dovesse aver bisogno. Gabriele aveva un fratello più giovane, a lui molto legato. Diplomato all'Istituto Alberghiero, Gabriele era diventato un cuoco professionista con varie esperienze in Italia e all'estero. Aveva lavorato in Francia e poi si era trasferito a Rotterdam per vivere una nuova esperienza in un ristorante prestigioso. Un lavoratore appassionato che molti ammiravano in paese per la sua intraprendenza. Ora la famiglia si è chiusa nel silenzio, chiedendo rispetto per la perdita, in attesa di riportare a casa la salma di Gabriele non appena le autorità olandesi rilasceranno nulla osta. Notte di violenza nel centro di Mestre, a pochi passi dal municipio di Via Palazzo. Sabato notte una rissa furibonda ha coinvolto una dozzina di persone. Stavolta è successo quello che doveva succedere, quindi gran botte,
risse violente, sono già successe le risse violente, pestaggi, scagliato vetri, bottiglie, si sono menati, scagliato sedie, hanno fatto disastro. Poi sono tutti ubriachi, sicuramente assumono qualche sostanza, ok? E tu vedi sta tavolata e arriva tutta sta gentaglia, che prima era un bel ambiente. La voce di una residente in via Palazzo che per paura preferisce non apparire in video racconta una notte di ordinaria follia nel cuore di Mestre. Proprio la sera in cui con via Piave in festa si riusciva a regalare un po' di serenità ad una delle zone più critiche della città, una rissa scoppiata tra avventori di un paio di locali, circa una dozzina di stranieri, sconvolgeva la via pedonale in cui sorge il municipio. Di notte non c'è bella gente, c'è brutta gente, e poi tutta gente che viene da fuori, non si sa da dove, sempre tunisini, marocchini, gente che si mena, quindi quella volta lì l'accoltellamento è venuto fuori sui giornali dappertutto. Altre risse, la donna che hanno picchiato, messa per strada, anche quella lì, picchiato lei e picchiato anche il marito, il compagno, non so chi fosse. Sabato notte sono arrivate polizia locale e polizia di Stato, oltre a delle ambulanze, ma secondo la residente ci vorrebbe più presenza di forze dell'ordine a presidio del territorio e anche più controlli su quelle che sono le norme che regolano la movida in Comune di Venezia. La zona qui non viene mai nessuno a controllare, perché i vigili invece di passare alle 2 alle 3 del pomeriggio non passano dopo le 11 mezzanotte a verificare la zona. Cioè il portico lì è tutto occupato, in via Manin assolutamente no. Perché sta differenza? Via Manin gli stanno addosso in questo modo, i portici sono liberi, puliti, qua i portici è tutto pieno, un bordello. Il Sebastiano Costalonga, perché non fa fare i controlli in questa zona? E allora si accorgerebbero che l'ordinanza ultima che è stata emanata non viene rispettata in nessuno dei punti che sono stati stabiliti. La notizia della scomparsa data nei nostri telegiornali questa mattina, ora la nota del soccorso alpino, è stato ritrovato verso le 18 il ciclista 39enne di Cogollo del Cengio, di cui non si avevano più notizie da ieri, quando nel primo pomeriggio era uscito dalla propria abitazione per un giro in mountain bike. È stato individuato da una squadra in perlustrazione sotto la strada che sale verso il rifugio Rumor in località Busati. È cosciente, pur con probabili traumi dovuti a una caduta dalla bici, assistito da 2 sanitari, e verrà recuperato dall'elicottero di Verona per l'elicottero di Verona. I dettagli delle operazioni ovviamente nelle prossime ore. E sono diventati virali i video di un ciclista spericolato che si aggira per Bassano. Non si sa se siano più le visualizzazioni ottenute dai suoi video postati su Instagram o le infrazioni del codice della strada commesse con le sue acrobazie in giro per Bassano. Di lui per il momento si conosce solo il nickname che usa sui social, ma le forze dell'ordine sono già sulle sue tracce, anche perché di indizi ne ha lasciati molti, a partire da alcune foto e riprese che lo immortalano in sella alla wheelie bike mentre schiva automobili e passanti, mettendo a rischio non solo la sua incolumità, ma anche quella di chi si muove sulla strada. Impennate che il biker riprende con una GoPro, accelerate acrobazie su una ruota per puntare un mezzo e poi schivarlo pochissimi centimetri prima dello schianto. Guardate cosa rischia di causare e quanto rischia di farsi male andando a infilarsi tra auto e balaustra sul Ponte Nuovo. Scene che l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo condanna fermamente. Ci stiamo impegnando su tutti i fronti per intercettare questo campione del mondo di stupidità. E la cosa per me ha già preso la sua strada, che è quella dell'identificazione per portarlo alle sue responsabilità. Mi sento di dire che non mancherà molto a trovare la sua identità. Anzi, siamo a buon punto. Campagnolo lancia anche un invito a non imitare le gesta del biker, che ribadisce dovrà spiegare molte cose alle forze dell'ordine. Ci tengo a sottolineare che non deve diventare un spirito di emulazione. Le sue bravate postate noi le abbiamo recuperate più o meno tutte, e il percorso a ritroso non sarà molto difficile farlo e chiamarlo alle sue responsabilità dall'inizio, che mi sembra sia intorno a febbraio che ha cominciato a dimostrare le sue bravure. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico sono circa 2000 i posti di supplenza ancora da assegnare.
Mancano pochi giorni all'inizio della scuola e in Veneto sono 1353 i nuovi docenti di ruolo o che iniziano il percorso finalizzato a diventare di ruolo. 583 arrivano dalle graduatorie dei concorsi e 770 dalle graduatorie provinciali per le supplenze. Tuttavia, per la provincia di Padova sono circa 2000 quelle ancora da coprire. Il provveditore agli studi assicura che tutti i posti verranno assegnati entro questa settimana, giusto in tempo per il suono della prima campanella. Purtroppo questo è un fenomeno che anche questo si ripete ogni anno, perché tanti che sono inclusi nelle GPS e sono inseriti anche nella procedura di conferimento delle supplenze, una volta ricevuta la proposta di contratto poi esprimono la rinuncia, e questo costringe il nostro ufficio poi a ripetere le operazioni con naturalmente ritardi nel conferimento delle supplenze e quindi nella presa di servizio e nella copertura dei posti. I posti ancora vuoti sono spesso tali perché lasciati da docenti che hanno rinunciato all'incarico, una tematica che si ripropone di anno in anno, spiega il provveditore, che assicura che tutte le classi partiranno a pieno organico, pur non nascondendo le difficoltà nel reperire insegnanti per le materie scientifiche. Le difficoltà che si registrano nel reperimento degli insegnanti delle materie tecnico-scientifiche, quindi ingegneri, fisici e matematici, in effetti facciamo fatica, le scuole fanno fatica a reperire questo tipo di docenti. Nel frattempo oggi sono stati riaperti i nidi e le scuole per l'infanzia comunali. I più piccoli sono i primi ad iniziare con il saluto dell'assessore alla scuola, Cristina Piva, che ha ricordato l'importanza del ruolo dell'educatore nei primi anni di vita scolastica di un bambino. Credo che l'asilo nido sia un servizio che è determinante nella crescita anche culturale dei bambini e nella ricerca di una parità, di una modalità di partenza uguale per tutti. E quindi noi ci stiamo impegnando proprio in questo per dare la possibilità a tutti i bambini di frequentare il nido, anche a chi magari non ha la mamma che lavora ma che ha bisogno di una comunità che li accolga e che possa in qualche modo dare le stesse possibilità di partenza. Continuano i casi di dengue a Padova. Sabato scorso ne è stato rilevato uno nuovo in città e domenica a Rubano. Gli esperti invitano i viaggiatori diretti in aree esotiche a vaccinarsi. Per la dengue fortunatamente esiste adesso un vaccino, il Qdengue, che è attivo su 4 tipi di virus sempre dengue che abbiamo, per cui tutti i viaggiatori che intendono andare in queste aree geografiche che attualmente sono a rischio per la diffusione di questa infezione, sarebbe bene che si vaccinassero. È un invito quello che arriva da Anna Maria Cattellan, direttrice del Dipartimento di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. Chi dovesse recarsi in area a rischio dengue, zone tropicali e subtropicali dell'Africa, il sud-est asiatico, la Cina, l'India, l'America Latina e centrale, l'Australia, è invitato a usare una forma di prevenzione che per diventare efficace ha bisogno di un paio di mesi. Molti i casi registrati durante l'estate a Padova, in città e in provincia, in viaggiatori rientrati dall'estero. In tutte le aree di residenza è scattata un'importante opera di disinfestazione. Nessun vaccino esiste invece per la West Nile, che nel Padovano conta 1/3 dei casi di tutto il Veneto. La vaccinazione rappresenta una profilassi primaria, vale a dire noi andiamo ad impedire che l'infezione si manifesti e si possa contrarre. Per cui per il West Nile virus non esiste la possibilità di fare una vaccinazione, esiste soltanto una possibilità di proteggersi. I suggerimenti sono noti, dai repellenti alle zanzariere, febbri e infezioni, frutto dei tempi e dei cambiamenti climatici da cui dobbiamo imparare a proteggerci e difenderci. Una volta noi consideravamo il cosiddetto protocollo delle febbri estive da giugno a settembre-ottobre, adesso sicuramente questo periodo va allungato di gran lunga. Faccia conto ad esempio che in Spagna il primo caso di West Nile l'hanno avuto a marzo. Paralimpiadi ora, grandissimo Francesco Betella padovano conquista la sua seconda medaglia alle Paralimpiadi di Parigi.
Vediamo se riusciamo a mandare in onda il servizio, altrimenti passiamo alla prossima notizia. Chiedo... Un'Olimpiade che non dimenticherà di certo. Il nuotatore padovano Francesco Bettella conquista la sua seconda medaglia alle Paralimpiadi di Parigi. Dopo il bronzo nei 100 metri d'orso, Bettella ha vinto anche l'argento nei 50 metri d'orso. Il campione di nuoto padovano a 35 anni ha realizzato un grande sogno e ha dimostrato una grinta incredibile, portando a casa 2 medaglie importanti per la sua carriera. Allenato da Moreno Daga, in questi ultimi 3 anni l'atleta si è proprio concentrato sui 50 metri, puntando sulla velocità, e ha concluso la gara in 1 minuto e 13 secondi. Davanti a lui solo il polacco Otowowski. Per Bettella, alla 4ª partecipazione alle Paralimpiadi, è la 6ª medaglia in carriera. E dopo il 4º posto di domenica all'esordio delle Paralimpiadi, il campione trevigiano Paolo Tonona ha centrato un prestigioso bronzo. Assieme ad Ayla D'Ameno si è piazzato al 3º posto nella gara di tiro con l'arco a coppie. Gli azzurri hanno sconfitto nella finale per il 3º posto la coppia coreana formata da Kim e Park con il punteggio di 134 a 132. Diversi messaggi di congratulazioni, tra questi quella del consigliere regionale Tommaso Razzolini. E ora la mostra del cinema. Quello di ieri sera è stato un red carpet trionfale per le sue grandi star americane. Oggi è anche il giorno al Lido del secondo film italiano in concorso, Il servizio di Lorenzo Maier. Non si sono fatti trovare per giorni, ma poi, una volta saliti sul red carpet, George Clooney e Brad Pitt hanno ricompensato abbondantemente e con grandissima generosità i loro fan, mandandoli in visibilio. Foto, autografi, selfie si sono sprecati a volontà. E per questo la loro proiezione del film Wolf, Lupi solitari, è iniziata con oltre 45 minuti di ritardo, proprio per la volontà delle 2 grandi star di accontentare quante più persone possibili. E a noi George, tornando indietro, ha confidato: so che Venezia mi ama, ma anche io amo Venezia, infatti mi sono sposato qui. È stata davvero una serata trionfale, il ritorno a Venezia di George Clooney e Brad Pitt, e questa sera è tempo del secondo film italiano in concorso, Vermiglion. Sono qui a Venezia perché ho preso questo riconoscimento bellissimo per Elisa, il caso Claps, che è una serie che ho fatto appunto per la Rai, che poi adesso è uscita su Netflix, dove interpreto il fratello di Elisa Claps, quindi sono molto contento. Come hai trovato Venezia? Bellissima, splendida, come al solito. Il tuo prossimo lavoro? Prossimo lavoro vediamo Carosello, che è un film che ho fatto per la Rai insieme a Ludovica Martino. Puoi fare un saluto ai nostri telespettatori che ti amano di Antena 3 Media Nord-Est? Un saluto a tutti voi telespettatori. Grazie per essere con noi, sei qui a Venezia per ricevere un premio. Sì, sono qui per il Filming Italy e ho ricevuto questo premio. Ringrazio a gran voce anche se sono senza voce, ed è una gioia, è sempre una festa essere qui alla mostra del festival. E Venezia che emozioni ti dà? È sempre una grande gioia celebrare il cinema insieme ai grandi artisti e artiste provenienti dall'Italia ma anche da tutto il mondo, quindi sono molto felice di essere qui. Qual sarà il tuo prossimo lavoro? Il mio prossimo lavoro sarà una serie che uscirà presto, non posso ancora dire niente. Puoi fare un saluto ai nostri telespettatori di Antena 3 e Media Nord-Est che ti seguono sempre? Ciao a tutti, Antena 3 da Miriam Leone. Sei qui a Venezia per ricevere un premio importante. Sì, sono molto contenta perché già il titolo è importante. Filming Italy vuol dire anche rappresentare il nostro paese. Poi come International Award è ancora di più, sapere di portare un po' la bandiera italiana in giro per il mondo mi fa piacere. Un saluto ai telespettatori di Antena 3 Media Nord-Est, un grande bacio. E con questo si chiude l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata, arrivederci.